Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Auto da Fè. Bentrovati a un'altra puntata di Auto da Fè con un amico e un collega, ma soprattutto direi di lunga data. E questa lunga data ha a che fare anche con un anniversario. Sto parlando di Emanuele Boffi, che è in collegamento con noi e che è il direttore del mensile tempi.it. Buongiorno Emanuele, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a te. Allora, amico di lunga data, ma più lunga ancora è la data dalla quale iniziamo oggi, perché il tuo mensile, bellissimo, che consiglio a tutti, abbonatevi, fate un grande affare, anche economico, perché per quello che vi offre costa poco. Il mensile tempi.it compie 30 anni belli tondi, 1995-2025. Che avventura editoriale è? Io mi sono ripromesso, e una volta lo faremo, di raccontarla tutta la vostra storia, perché è una storia unica nel panorama editoriale italiano, a mio giudizio, ma credo di non sbagliare. Ma insomma, ti lascio subito la parola. Che storia è e che anniversario? Cosa significa per te questo anniversario, Emanuele? 30 anni di tempi. Beh, innanzitutto mi fa impressione perché comunque quando ci sono queste ricorrenze uno è un po' obbligato anche a pensare a tutto quello che gli è successo e a tutta la storia che l'ha preceduto. E appunto sono già diventati 30 anni. Tempi nasce nel 95 su iniziativa di un giornalista, si chiamava Luigi Amicone, si chiamava perché è scomparso 3 anni fa, e che arrivava dall'esperienza di un settimanale che si chiamava Il Sabato, che aveva chiuso, siamo negli anni proprio di Tangentopoli, quindi diciamo si chiudeva una fase della storia politica e anche giornalistica italiana, e fu allora che ad Amicone venne l'intuizione di fondare questo settimanale Tempi, che non è mai stato un grande giornale, grande nel senso di dimensioni, ma è sempre stato un giornale molto libero nel senso, adesso senza incensarsi troppo, libero nel senso che affrontava alcune tematiche nella maniera più approfondita, intelligente e creativa possibile. E da allora, appunto, dal 1995 sono passati 30 anni, sono successe tante cose, alcune belle, alcune spiacevoli, tipo quando a un certo punto questo settimanale nel 2017 ha chiuso, e fu allora che io con alcuni miei colleghi l'abbiamo trasformato in un mensile, rifondato, e oggi Tempi appunto è un mensile e un sito internet. E così, essendo passati 30 anni, abbiamo deciso che, vabbè, insomma, c'era comunque una storia da raccontare e abbiamo incaricato di raccontare la storia di Tempi uno che è stato uno dei primi collaboratori di Tempi, cioè Renato Farina. Sì. Che, vabbè, è un nome noto, diciamo così, a chi frequenta i giornali, e lui sin da subito, essendo legato in amicizia con Luigi Amicone, aveva scritto sui primi numeri di Tempi. Allora gli abbiamo detto: tu che sei stato diciamo uno dei fondatori di Tempi, scrivi la sua storia, racconta la sua storia, ovviamente non in maniera brillante, non pedante, eccetera eccetera, con il suo stile, che chi lo conosce sa cosa sto dicendo, e lui così ha raccontato la storia di Tempi. Quindi siamo qui da 30 anni, ecco, speriamo Credo di sia farne il primo 30. intervento, no? Perché poi ce ne saranno altri. Sì, l'idea sarebbe quella in ogni numero, ovviamente in questo numero in maniera più lunga, è una sorta di racconto, nei prossimi numeri magari in maniera più breve, però di richiamare, diciamo, in ogni numero qualcuno che racconti cosa è stato per lui Tempi, cosa è per lui Tempi oggi, che opportunità può avere un giornale come il nostro, che è un giornale sicuramente un po' stravagante, no? Rispetto a quelli, ai giornali che siamo abituati a leggere, a trovare in edicola. E quindi questo, diciamo così, è un tema che porteremo avanti per tutto l'anno. Ecco, Emanuele, Tempi esce in copertina con un titolo: La guerra dei 30 anni, in questo gennaio 2025, no? Perché questo vocabolo, a parte il fatto che naturalmente fa
il verso, diciamo, agli avvenimenti storici che tutti conosciamo. Però perché la guerra dei 30 anni? Guerra perché è sempre stato un Guerra e tema battaglia, perché poi certo. nel sottotitolo c'è anche il richiamo a una battaglia. Voi siete consapevoli di star facendo una battaglia? Per che cosa? Ma allora, perché in realtà le ragioni per cui è nato Tempio sono le stesse ragioni per cui vale la pena oggi, diciamo così, di farlo. Eh, allora, c'è quello che oggi abbiamo imparato a chiamare mainstream, cioè l'onda dove tutti più o meno si inseriscono. Negli ultimi anni è nato anche il politicamente scorretto, cioè essendo questo mainstream così pesante ed essendo una camicia di forza, in tanti ci siamo sentiti molto legati da questo pensiero unico. Però è anche vero, e devo dire, che c'è anche un mainstream del politicamente scorretto, cioè molte volte la reazione a questo politicamente corretto così opprimente è una reazione uguale e contraria. Allora si tratta, secondo me, proprio di uscire da questo solco tracciato dal politicamente corretto e politicamente scorretto e provare a dire qualcosa di nuovo e di diverso, al di là anche molto degli schieramenti. Il giornalismo, io sono a favore del giornalismo schierato, cioè io penso che bisogna sempre prendere posizione e dichiararla apertamente. È meglio così che non far finta di È più avere una chiaro. posizione. Sì, è più chiaro, poi che sia il lettore che è intelligente a fare le sue considerazioni, no? Cioè, però sicuramente io anche i giornali che mi piace leggere sono i giornali che dicono apertamente da che parte stanno e cercano però di documentare la loro posizione. Questo secondo me è il vero discrimine, cioè che uno sia disposto a documentare la posizione che tiene. Poi sarà il lettore a essere d'accordo, non essere d'accordo, a dare fiducia a quei giornalisti e quindi fidarsi, oppure non fidarsi, contestarli, ma ci deve essere, diciamo così, questo rapporto tra lettore e chi scrive i giornali. E il tentativo di Tempi, appunto, è trovare comunque una parola nuova, dire una parola nuova al di là di tutti gli senti possibili. Quindi il più possibilmente legato a quello che succede e non a quello che già pensiamo e anche aperti, diciamo così, a scoprirlo, no? Anche in questo numero, ad esempio, c'è questo caso, noi abbiamo voluto raccontare dei Corvetto. Sì. E lì è interessante perché un nostro giornalista ha fatto un vero e proprio reportage da questo quartiere di Milano. E cosa ha Ecco, scoperto? tra l'altro, proprio cose che non si fanno quasi più, i reportage. Adesso lascia Davvero, perdere che sì. sia il corvetto piuttosto che in qualche paese esotico, però in realtà il corvetto per molti è un paese esotico, perché ne ha parlato tutti ma non lo conosce nessuno in queste settimane, no? Bravissimo Giulio, infatti è proprio la sensazione che abbiamo avuto noi. La sensazione, innanzitutto, c'è stata dopo il caso di Rami, no? Quel ragazzo Sì. che è morto dopo quell'inseguimento, si è dipinto molto il corvetto come una banlieue parigina, ma non è vero. Il nostro giornalista che lì ha fatto un giro raccontando questo quartiere si è accorto che non è così, e per fortuna che non è così, perché noi sappiamo cosa sono le banlieue parigine. È una periferia, quindi è un luogo dove sicuramente ci sono molti problemi, nessuno li vuole nascondere e il nostro giornalista non li ha certamente nascosti. Detto per inciso, è una periferia a 10 minuti dal Duomo. Sì, esatto, bravo, anche questa è l'osservazione giusta. È una periferia a 10 minuti dal Duomo, è un posto dove naturalmente appunto non è il centro del Duomo, quindi diciamo il contesto sociale, ma anche banalmente architettonico è diverso, però non è una banlieue parigina. E soprattutto la cosa interessante che ha fatto questo nostro collaboratore che si chiama Ubaldo Casotto è in realtà andare un po' a raccontare quello che nessuno ha raccontato in questo periodo, e cioè lui li ha chiamati i punti vivi del corvetto, cioè accanto a tutte le situazioni di disagio complicate, pensate soltanto al grandissimo problema appunto di Rogoredo, la droga, cioè ce ne sono di problemi, però accanto a questo, dentro questa situazione complicata, però ci sono anche alcuni punti vivi, come li ha chiamati lui, che sono una volta un'associazione che appunto si occupa del recupero dei tossici, una volta
la parrocchia dove ci sono le suore che aiutano i ragazzi a studiare al pomeriggio, l'altra associazione che si occupa di far lavorare, aiutare i giovani a imparare un mestiere. Anche dentro il corvetto ci sono, e tra l'altro io sono rimasto impressionato perché sono tanti, Casotto ne ha descritti veramente tanti, ci sono tante situazioni che vanno in controtendenza rispetto alla narrazione che ci siamo fatti in questi giorni, no? Come sempre, tu lo sai meglio di me, Giulio, i giornalisti tendono sempre molto a esagerare, no? Per dare una notizia. Accanto c'è un'esagerazione anche del bene, non soltanto del male, e anche questa merita, secondo me, di essere raccontata. Una frase, raccolta da Ubaldo Casotto in questo bellissimo reportage che invito tutti a leggere col nuovo numero di gennaio di Tempi, una frase è quella dell'arcivescovo Delpini, che mi sembra un arcivescovo molto attento alla città di Milano, e mano a mano, anzi credo sia cresciuta negli anni la sua attenzione per la realtà di questa città. Milano si è abbellita, dice l'arcivescovo, ma è come una donna matura che si è fatta il lifting, è diventata più attraente, ma si è dimenticata di curare e prevenire i propri tumori. E questa è una parte della realtà. L'altra parte della realtà è che questa città in realtà è anche in grado di avere delle scosse di vitalità e di, come dire, di resistenza, no? Come dicevi tu poco fa. Sì, è proprio così, è proprio ciò che Casotto, questo piccolo reportage che abbiamo fatto, documenta, no? Cioè, tra l'altro a me, secondo me, lo dico perché mi è sembrata significativa, c'è un rettore di una scuola che è appunto del Corvetto, tra l'altro una scuola anche abbastanza grossa con 800 studenti, che questo rettore ha avuto una precedente esperienza in Africa, quindi In conosce Uganda. bene in Uganda, quindi conosce bene anche situazioni, quelle sì, veramente, veramente complicate di povertà. E lui a un certo punto dice, io in realtà la cosa di cui mi sono accorto passando dall'Africa al Corvetto è che come in Africa si dice che per educare un bambino serve un villaggio, la stessa cosa serve qui a Milano, cioè un giovane, un ragazzo sarà perso se noi pensiamo che l'unica soluzione per lui sia che cosa può offrire il comune o anche che cosa possa fare la sua famiglia. Serve un villaggio, cioè servono tanti punti in sinergia fra di loro, la scuola, la famiglia, le attività dell'oratorio, qualsiasi altra cosa, per farlo crescere in un ambiente positivo, in modo tale che anche lui, appunto, non si perda, no? Eh già, Emanuele, visto che abbiamo parlato del numero di questo mese, di gennaio, di Tempi, c'è un altro articolo forte, ed è l'articolo che poi tu commenti anche in parte nell'editoriale, che è relativo a una figura interessante, poi ti chiedo qualcosa sulla tua opinione particolare su J.D. Vance, James David Vance, che è il vicepresidente degli Stati Uniti. C'è un lungo articolo di Mattia Ferraresi sulla figura di Vance, no? Definito come il punto di equilibrio tra l'anima anarco-libertaria o tecno-libertaria rappresentata da Elon Musk e il populismo più classico, tra virgolette, di Donald Trump. È una storia interessante quella di Vance, no? A prescindere dal suo esito politico, e tu la commenti anche nel tuo editoriale. Prendo lo spunto da questo articolo per segnalarne uno anche del mese precedente, del mese di dicembre, perché sempre Mattia Ferraresi ha fatto una bellissima analisi sul motivo per cui tanti neri e tanti ispanici negli Stati Uniti hanno votato Trump rispetto al Partito Democratico, preferendolo alla candidata democratica. E c'è lì anche una conversazione molto interessante a dicembre su Tempi di Ferraresi con un sociologo, Musa Al-Garbi, che fa delle considerazioni molto utili per capire cosa è successo negli Stati Uniti e cosa sta succedendo. Allora, lo chiedo a te, cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cos'è che hai trovato così interessante in J.D. Vance e in sua nonna, la nonna pistolera? Allora, la nonna pistolera di Vance è un tipo eccezionale. Per chi non avesse voglia di leggere l'autobiografia che Vance ha scritto, tra l'altro ormai un po' di anni fa, anche prima di entrare in politica, che si chiama Elegia Americana, c'è anche un bel film. Secondo me è un bel film. Di solito i film tratti dai libri tradiscono un po' i libri, ma in questo caso invece è un bel film che si chiama appunto Elegia Americana, che è Vance che racconta la propria storia, e c'è questa nonnina pistolera. Allora Vance
cresce nel Kentucky, tra il Kentucky e l'Ohio, quindi nella zona degli Stati Uniti d'America che soprattutto negli ultimi anni è passata da essere una zona ricca o comunque industriale, molto laboriosa, eccetera, eccetera, invece a diventare improvvisamente una zona molto povera, la chiamano infatti la Rust Belt. E lui cresce in questa famiglia, una famiglia assolutamente incasinatissima, e poi dopo poi lui riuscirà a studiare a Yale e poi farà la carriera politica fino a diventare il vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Questa che sembra la classica storia americana, cioè dell'uomo che si fa da solo, dell'uomo che ce l'ha fatta, il sogno americano. In realtà la cosa che mi è piaciuta di questo racconto di Vance è che lui non la presenta così. Innanzitutto perché racconta le situazioni di povertà che lui ha vissuto in prima persona in maniera molto schietta. Della sua famiglia, una famiglia molto complicata. Il papà lascia la famiglia quando lui è ancora piccolo, la mamma è praticamente una tossicodipendente, e racconta anche la società, quelli che sono i suoi vicini, in maniera molto schietta, nel senso dicendo che è anche gente che non ha voglia di lavorare, cioè non è soltanto gente che non ha lavoro, è anche gente che non ha voglia di lavorare, quindi da questo punto di vista lui è anche molto... È onesto, è realista e dice: è inutile che continuiamo sempre a dare la colpa ai politici che non ci danno il reddito, siamo anche noi che non abbiamo voglia di fare, siamo noi che non ci impegniamo con noi stessi, non ci cerchiamo un lavoro e ci basta il sussidio. Quindi questo aspetto mi è piaciuto molto. Ma l'aspetto che mi è piaciuto ancora di più è stato come lui parla di questa nonna, che è praticamente l'unico punto, diciamo così, solido della sua famiglia, che è all'apparenza una persona assolutamente da non frequentare, nel senso che la nonna aveva avuto la madre di Vance quando aveva 13 anni, quindi era rimasta incinta a 13 anni, era scappata dalla famiglia, era un tipo assolutamente, poco politicamente corretto, girava per casa con 19 pistole. Ha dato fuoco al marito alcolizzato? Ha dato fuoco al marito alcolizzato perché a un certo punto, stanca del marito che continuava a bere, gli ha detto: se ti presenti un'altra volta a casa in queste condizioni ti do fuoco. Quello torna a casa ubriaco e lei lo fa. Quindi assolutamente una persona, diciamo così, stravagante è il minimo che si possa dire. Eppure al tempo stesso Vance ci dice che la nonna per tutta la vita è stata l'unica persona che gli è stata dietro, che ha fatto in modo che lui studiasse, che ha fatto in modo che lui prendesse le strade giuste, quindi non finisse a fare, diciamo così, o il rapinatore o lo spacciatore, che l'ha sempre incalzato a studiare, a impegnarsi, eccetera, eccetera. E Vance dice: il vero tema oggi di questa Rust Belt e di questi dei poveri bianchi, no? Questa nuova categoria, cioè non sono soltanto gli ispanici o i neri a essere marginati, c'è tutta una fetta della popolazione impoverita che è bianca. Tutto il tema è che abbiano, per avere una speranza per il futuro, è che abbiano un punto affettivo solido, che per lui è stato questa stranissima nonnina pistolera. Tu evidenzi, Emanuele, quello che anche a me colpisce, che mi ha colpito leggendo anche il tuo editoriale, cioè l'importanza anche in un contesto magari disastratissimo come quello che hai tratteggiato sommariamente, no? Che viene fuori dalla biografia di Vance, l'importanza però di affetti veri, autentici, profondi, sì, con tutta l'imperfezione degli esseri umani, ma che ci sia sostanza, no? Certo. E non è semplicemente l'individualismo, l'indipendenza, l'autodeterminazione in astratto che fanno l'uomo. Ma è l'amore, l'affetto che riceve, diciamo, il contesto in cui vive materialmente e gli affetti veri, autentici, profondi, che lo formano, che lo guidano, no? Sì, guarda, la cosa che mi è piaciuta io non so se sarà un grande vicepresidente, non so se sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Anche nel ritratto che ne ha fatto Ferraresi, anche noi siamo stati molto onesti, nel senso che Vance fino a poco tempo fa era un anti-trampiano, poi a un certo punto, quando ha capito che era Trump quello, diciamo, il treno giusto, è salito sul treno. Quindi è anche lui uno, diciamo così, un furbo? Ma sì, probabilmente sì, non lo so, cioè non lo giudico da questo punto di vista, starò a vedere e rispetto a quello che farà dirò come la penso. Sicuramente questo aspetto che lui ha raccontato nella sua autobiografia e come lui un po' si presenta al pubblico mi colpisce, esattamente quello che dicevi tu, cioè che lui non fa un discorso sociologico o comunque non mette
come punto fondamentale della rinascita americana il problema di farcela, il sogno americano, di avere i soldi, quindi un problema economico, mette un problema di solidità degli affetti e dice: io che pure avevo questa nonna così strana, però è grazie a lei che io sono diventato quello che sono diventato e ho potuto anche recuperare mia mamma, i rapporti con mia mamma, i miei fratelli, eccetera. Allora, www.tempi.it, io ringrazio Emanuele Boffi, voi fate una cosa molto semplice, dalla home page è semplicissimo abbonarsi, è un ottimo investimento. Proprio sinteticamente, prima di chiudere, ti chiedo una cosa. In che cosa il Tempi di 30 anni fa è ancora vivo oggi? Se dovessi sintetizzarlo in un tweet proprio, mestiere quasi, cioè opera quasi impossibile. Nelle persone che lo fanno, che hanno imparato a farlo da chi li ha preceduti, quindi nel mio caso da Luigi Amicone. Lo spirito che aveva Luigi Amicone, un po' indegnamente per come siamo capaci, lo portiamo avanti anche oggi. Grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi.it. Grazie Emanuele. Grazie a te, un saluto. Avete ascoltato Auto da Fè.